Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi le riprese partono da qui, il paese di Fonni, un comune di circa 3800 abitanti della provincia di Nuoro che con i suoi 1000 metri di altitudine conquista il titolo di paese più alto della Sardegna. Sto attraversando questo paese montano perché da qui imboccherò la strada provinciale 7 in direzione d'Esulo per raggiungere il punto più alto della Sardegna percorribile in moto, la vetta del Bruncuspina, dove si erge l'omonimo comprensorio sciistico posto a quota 1829 metri di altitudine. Una volta giunto lassù, attraverso un percorso di trekking di circa 4 km, raggiungerò proprio la vetta più alta della Sardegna, Punta la Marmora. Attraversiamo queste viuzze di Fonni per raggiungere gli impianti sciistici, direzione d'Esulo. Dobbiamo imboccare la strada provinciale 7. Guardate che belli questi murales che rispecchiano la tradizione di Fonni. Fantastico questa dunata di cavalli. Questa è la deviazione per il Bruncuspina e da qui inizia la nostra scalata. Dobbiamo svoltare per il Bruncuspina in corrispondenza del ristorante Sunninieri, e l'altra strada prosegue per Desulo. Qui ci sono diverse aree di sosta, picnic. Guardate che paesaggi, l'aria si fa veramente fuggente qua, è frizzante, si vede che siamo sempre salendo di quota. Penso che su batterò anche i denti, quindi indossate un maglione pesante perché la temperatura sta scendendo a picco. Ecco qua, questo è il video che conduce o al Bruncuspina o al Monte Spada. Noi puntiamo alla vetta Bruncuspina, Punta la Marmora. Vediamo se riusciamo a raggiungere il punto più alto raggiungibile in moto. Come potete vedere il Gennargentu è un monte con le vette molto rotondeggianti e la vegetazione è di bassa statura, perché le condizioni meteorologiche non sono molto favorevoli qua. Ci sono abbondanti nevicate durante il periodo invernale. Infatti stiamo andando verso il comprensorio sciistico, l'unico presente in Sardegna. Guardate gli impianti sciistici, qui c'è proprio un'aquila, non so se l'avete vista. Noi dovremo riuscire a salire proprio lassù in cima.
abbandoniamo quindi l'asfalto e proseguiamo su questo sentiero sterrato, una scala verso la cima del monte Gennargentu. Wow, guardate che panorama! Vai Sheridan! Come l'impressione di percorrere una scala dritta verso il cielo. Guardate, la strada corre proprio lungo il pendio del monte, fantastica. Vi ricordo che stiamo raggiungendo il punto più alto della Sardegna, raggiungibile in moto. La strada si fa più accidentata, ma per fortuna è rocciosa, sono pietre abbastanza fisse, non che la mia Sheridan li tema, però qui cadere non è ammesso. Questo è veramente un punto dove osano le aquile, guardate, ho le aquile che mi sorvolano sulla testa. E qua mi fermo per scattare una fotografia, Mannaggia, che bello! E riprendiamo la scalata verso la vetta. Dovrebbe essere l'ultimo tornante. Wow, pazzesca queste vedute. Ecco qua le antenne
comprensorio. Ciao. Wow, questo è l'impianto di risalita, un vento pazzesco. Siamo arrivati nel punto più alto raggiungibile in moto. Guardate, è pazzesco. Qui la paura si intreccia con il fascino. Ci camminiamo verso gli impianti sciistici, così vi mostro un po' anche quest'area. Andiamo verso la croce, verso questa vetta che dovrebbe essere proprio la vetta del Blu Custina. Guardate, sono venuto lungo questa strada sterrata, spettacolare. Siamo quindi nella seconda vetta di questo monte chiamato Gennargentu, il cui nome deriva da Genna, che in sardo significa porta, e Argentu, che significa argento. Infatti le sue rocce, a forte prevalenza di scisto, hanno un colore argenteo, quindi metallico. Facciamo un giro intorno alla vetta. Guardate, c'è un panorama immenso. La mia Sherden è laggiù in fondo. Bene avventurieri, ora salutiamo Sherden sperando di trovarla al nostro ritorno e ci camminiamo lungo questo sentiero di circa 3,5 km che ci conduce a Punta la Marmora, la vetta più alta della Sardegna. Andiamo avventurieri! Silenzio, tempo e misura. Come potete vedere, queste cime più alte sono piuttosto spoglie di vegetazione. Le condizioni climatiche infatti sono sfavorevoli ad una vegetazione ad alto fusto e pertanto prevale la flora nana ed arbustiva come il ginepro nano, il timo e la viola sardocorsa. Parlando di fauna invece, questa catena montuosa del Gennargentu è l'habitat perfetto per avvistare rapaci come l'aquila reale, l'astore, la poiana e il falco pellegrino. Guardate, qui c'è una fonte e un'area picnic e qui siamo arrivati a una biforcazione, uno che conduce quindi al rifugio La Marmora e l'altro ci fa tornare indietro ovviamente a Sarena. Proseguiamo, andiamo a vedere quest'area picnic. Fatto questa scaletta, andiamo a farci una bevuta. Wow, guardate, una freschissima fonte, un'area picnic col tavolo. Guardate che meraviglia, questi due blocchi di roccia tutta segnata dal tempo. Ci sono proprio i ruderi del rifugio La Marmora, che è stato costruito
nel 1900, i primi del 1900, in onore del naturalista cartografo Alberto Ferrero della Marmora, a cui si devono le misurazioni di queste vette. Peccato che sia lasciato cadere in rovina. Eccoci arrivati all'Arco Gennargentu, siamo a 1659 metri, guardate che panorama. Mi sono tolto il giubbotto perché qua siamo più riparati e la salita inizia a farsi sentire. Guardate che posto meraviglioso, un luogo dove poter respirare proprio a pieni polmoni. Continuiamo a salire, penso che ne avrò per un'altra mezz'ora, così mi dice chi sta scendendo dalla cima. Avventurieri, questa è la croce, ci siamo quasi, 10 minuti e siamo in cima. Guardate che ballata. Penso che questa sia la motoavventura più spettacolare che abbia mai fatto, ma anche la più faticosa. Guardate avventurieri, siamo ormai a ridosso, questa è punta della croce, una croce in acciaio, contrassegna questa vetta di 1828 metri, mentre punta la Marmora sta leggermente più su di una circa decina di metri a distanza da questa croce ed è contrassegnata da un cono di pietre. Ora le vedremo insieme. Quindi il giro intorno a punta della croce, 1828. Bene avventurieri, siamo arrivati nel punto più alto raggiungibile in Sardegna, punta la Marmora, che con i suoi 1834 metri domina l'intera isola. Porta questo nome perché la sua misurazione si deve al cartografo naturalista Alberto Ferrero della Marmora. In sardo viene definita anche Perda Scrapias, che significa pietra frantumata, spaccata, e si riferisce alla sua natura scistosa delle sue rocce. Guardate, c'è un panorama vastissimo, da qualsiasi parte miri lo sguardo i miei occhi si riempiono di stupore. Non ci sono parole per descrivere l'immensità, il mistero e la quiete che mi trasmette questa montagna. È un'emozione unica, una sensazione di maestosità ed eterno che mi scuote proprio l'anima. E da questa meravigliosa terrazza che domina l'intera isola, con punta della Marmora e punta la croce alle mie spalle, concludo questa nuova motoavventura qui dalle vette del Monte Gennargentu. Mi raccomando, se anche questa motoavventura vi ha emozionati, lasciate un like, condividetela con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!